Run, baby, run. Corri, bambina, corri, ma corre pure il sottoscritto, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 24 di aprile dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Io sono in sostituzione di Semi Varin per un po', perché il nostro Semi sarà assente per un breve periodo, ma nel frattempo ci penserò io, insomma, ad accompagnarvi ogni mattina tra le ultime news e naturalmente la sera con Zoom faremo il drive time in mezzo ai fatti, quindi non ci lasceremo mai. Vabbè, allora, le 7:33 minuti e 34 secondi, saluto l'immenso Simone, il nostro pescatore di onde, che mi permette di essere qui alle vostre orecchie, ai vostri occhi, se ci state seguendo sul canale 252 del Digitale Terrestre. Che dire di più ancora? Twitch, YouTube, pagina Facebook, app, noccioline, caramelle, quello che volete voi. I nostri soliti caveat: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bel giornale online. C'è il liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafe di Giulio Gainarca, la rassegna stampa anche del sottoscritto da oggi, videopillole e molto altro ancora. Le nostre coordinate, come sempre, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliasi, che potete mandare tranquillamente in ogni momento, mentre invece il telefono 0292947222, quando lo dirò io, generalmente dopo le ore 9. Allora, bella gente, andiamo a dare un'occhiata alle notizie di oggi, che sono essenzialmente tre: il Papa, l'Ucraina e ça va sans dire, le polemiche sul 25 aprile. Cominciamo con le agenzie. Ecco qua l'ANSA. Raid russo su Kiev, 9 morti, 63 feriti. Trump, Zelensky deve accettare un accordo. Il presidente USA, il leader ucraino scelga tra la pace e perdere tutto. Mosca, abbattuti 87 droni ucraini stanotte in territorio russo. L'addio al Papa, 100.000 i fedeli per l'ultimo saluto a Francesco, l'omaggio della Meloni. Tra l'altro la Basilica di San Pietro ha riaperto i battenti alle 7, ma già alle 6:30 c'era gente in coda per attendere l'ingresso. Addio a Francesco, Roma crocevia, il puzzle dei leader mondiali ai funerali. Le Camere riunite, l'omaggio al Papa divide il Parlamento, le accuse di PD e 5 Stelle. In vista del conclave per i bookmaker e Parolin Tagle, spunta il Fantapapa, scommessa al via, online si può scegliere il proprio candidato. Infine il desiderio di Bergoglio, il Papa e quel sogno di fare un viaggio a Gaza. Il giornalista Brunelli mi ha detto sondeggio la cosa. Andiamo a vedere anche la BBC, vediamo che cosa dice l'emittente inglese. Vedete l'apertura della BBC: Trump critica Zelensky nel momento in cui l'Ucraina rifiuta il controllo russo sulla Crimea. Il presidente ucraino ha fortemente rigettato il suggerimento che il suo paese possa cedere le sue o possa comunque abbandonare le sue rivendicazioni sulla penisola della Crimea. Di spalla a sinistra, anzi sul lato sinistro della pagina, vedete Kiev colpita da un attacco letale di missili e droni russi, 2 persone morte, 54 feriti nel corso di un attacco notturno, di una serie di attacchi notturni sulla capitale ucraina. Lo dice il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che peraltro è anche un ex pugile. In realtà la notizia non è aggiornata, l'ANSA ha già portato il computo a 9 morti, 63 feriti. Abbiamo poi uno spazio, appunto, la morte di Papa Francesco. Vedete, in migliaia attendono di vedere il corpo del Papa in San Pietro. Chi sarà il prossimo Papa? Ecco chi sono i candidati chiave in un processo imprevedibile. Alcuni nomi sono certamente sulla bocca di tutti nel momento in cui i cardinali si preparano a riunirsi in Vaticano per eleggere il successore del Papa, e poi un servizio su Santa Maria Maggiore, la chiesa alla quale Papa Francesco
era solito tornare, che ha scelto come suo ultimo luogo di riposo. Il Papa avrebbe voluto visitare, il Papa amava andare a visitare Santa Maria Maggiore tutte le volte in cui tornava a Roma e l'ha scelto come luogo della sua sepoltura. Circolava già una fotografia dei lavori in corso in quel di Santa Maria Maggiore, dove appunto si sta allestendo la tomba a terra del Santo Padre. Adesso vi do una notizia io. Pare che quest'oggi Becciu venga ammesso in conclave, quindi saranno superati tutti i dubbi inerenti alle norme canoniche e di conseguenza egli potrà liberamente accedere e votare il successore di Papa Bergoglio. Quindi ieri avete ascoltato la professoressa Maria D'Arienzo dell'Università di Napoli qui a Zoom e ha spiegato appunto che Bergoglio non aveva scardinalato, diciamo così, il Cardinal Becciu, per cui i suoi diritti, le sue prerogative gli verranno riconosciute. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina. Si sono fatte intanto le 7:38 e 55 secondi. Avvenire, quotidiano dei vescovi, la fotonotizia, guardate che folla sterminata. Il Fatto, ieri mattina, la traslazione del Papa che ha lasciato tutti i suoi averi, 200.000 euro ai carcerati. Giorno e notte, subito folla a San Pietro per l'ultimo saluto a Francesco. Basilica aperta oltre l'orario fissato, in coda credenti e non, messaggi dal mondo, ricordo alle Camere. Meloni, una guida profetica, l'eredità, l'economia, i detenuti, il ponte tra le generazioni, la sinodalità, Castellucci, la Chiesa, una carovana solidale. Terra dei fuochi, abbiamo poi in tutto questo il ritorno di questa vergogna nazionale. Terra dei fuochi, una ricerca riaccende l'allarme dei veleni. La sanità, le regioni bocciano il piano pandemico, l'antitrust, Apple e Meta, dall'UE multe da 500 e 200 milioni. Il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccolo qua. Migliaia in San Pietro per salutare il pontefice, la premier in aula, con lui non c'erano barriere. Prime manovre verso il conclave, in fila per ore, l'addio al Papa. Ai funerali di sabato 170 delegazioni, Mosca invia una ministra, l'omaggio di Meloni e del Parlamento. Di spalla interviene Ernesto Galli della Loggia che tira le orecchie alla classe dirigente, guerra e pace, la politica seria dice la verità agli elettori, non li compiace. Parla poi il dottor Sergio Alfieri, medico del Papa, primario del Gemelli. Io e gli ultimi minuti nella stanza con Francesco gli ho fatto una carezza nel ricordo che ha rilasciato a Fiorenza Sarzanini del Corriere. Gli USA, le trattative e lo scontro, Trump, out, Zelensky, cedi la Crimea o perdi. Nordio, atti mai trasmessi, Putin, lo strap tra Roma e l'Aia sull'arresto. Il Fatto Quotidiano la butta in polemica. Ecco qua, deputati e senatori visitano la salma di Francesco senza code, la casta salta la fila per il Papa anticasta. Chi approfitta e chi no, corsia preferenziale per parlamentari e famiglie, rinunciano solo i 5 Stelle. Come si dividono i 133 cardinali elettori, la mappa dei 5 partiti in conclave, seguaci di Francesco e innovatori in poll, guerra delle sedie per i grandi a San Pietro, Schlein e Conte contro le destre ipocrite, Meloni teme pasticci sui posti ai funerali. Abbiamo poi un servizio sul dramma del Monte Faito, il crollo appunto, la caduta della cabina della funivia, manutenzione mai fatta, freno d'emergenza del 1989 sul Faito. Il Giornale, eccolo qui, strumentalizzato Francesco, la sinistra arruola il Papa partigiano, celebrazioni ipocrite del governo, Schlein e Conte sfruttano il lutto per attaccare, Meloni in vista il 25 aprile e domani in piazza sarà allarme per i centri sociali, già 20.000 fedeli per l'estremo saluto, Becciu, i cardinali rinviano la decisione. Si diceva che ci sarebbe stata già ieri sera questa decisione, comunque per quanto risulta a me lo ammetteranno. Pare che lo ammetteranno. Pierluigi Battista parla del 25 aprile, questa festa ormai divisiva da anni, l'80° e poi finiamola nell'intervista a Oara Borselli. No, non dice di abolire il 25 aprile, ma dice di abolire le carnevalate che si fanno ogni 25 aprile, soprattutto dal tempo di Berlusconi.
era diventata, dice Battista, era diventata una festa normale come il 2 giugno, celebrata da tutti, ma qualcuno ha deciso, e sappiamo anche quale parte politica, di servirsene per fare casino. Vabbè, l'Ucraina contraria alla proposta USA-Russia, Trump a Zelensky, pace o perdi il paese, la minaccia dopo il no alla Crimea russa che ha fatto saltare il vertice. Medio Oriente, Abu Mazen si incazza, lo dice infatti ad Hamas, liberate gli ostaggi, e chiama anche i dirigenti di Hamas figli di cani. Vedete la fotografia a tutta pagina del giornale, la premier Giorgia Meloni che saluta le spoglie mortali, come si diceva una volta, del defunto pontefice, che è stato sottoposto alla tanatoprassi, non è stato imbalsamato. Il Tempo, eccolo qua, ecco, titolo geniale, devo dire, geniale titolo e fotomontaggio. Signori, attenzione, vado, Ci mancava sta papessa, lezione di cristianesimo woke della Schlein alla Camera. La leader Dem si scaglia contro il governo, nessun applauso. Per fortuna nel giorno della liberazione torna l'alleato Trump. Il ricordo di Meloni, il Papa ha guidato la Chiesa in tempi complessi, mi disse non perda mai il senso dell'umorismo. Il ritratto di un outsider, non c'è soltanto il duello tra Parolin e Zuppi, ecco chi è l'italiano che cresce nel conclave, il cardinale Claudio Gugerotti, diplomatico caro agli ultimi tre papi. Bergoglio l'ha spostato da Minsk a Kiev e poi l'ha voluto al suo fianco in Vaticano. Ancora i papabili sbarcano su X, testa a testa Tagle Turkson, e ancora Becciu, il giallo del documento, tra i porporati sale il fronte del sì. La capitale si prepara, la coda infinita per il saluto al Papa, Roma blindata per l'arrivo dei grandi, maxi schermi per seguire i funerali, trasporti potenziati, strade off limits. E poi lo sentiremo qui Parlamento alle 8:45, il DL bollette adesso è legge per le famiglie, 200 euro in più. Ecco il momento più divertente della rassegna stampa, lo sapete, il tempo di Osho. Dopo Francesco e la Chiesa povera, i porporati riscoprono le croci d'oro. Allora, nella foto ci sono queste pance di cardinali con l'abito corale, vedete che hanno tutti il loro tricorno in mano, le croci sul petto. Finalmente, non ne potevo più de metteme qua robaccia de bigiotteria. Immenso Osho, date una medaglia a quest'uomo come sempre. La Repubblica, Francesco torna tra la gente, sposta la salma a San Pietro, decine di migliaia di fedeli in fila anche nella notte, nuova riunione dei cardinali, l'omaggio in Parlamento, Meloni, restiamo agganciati ai suoi insegnamenti, Schlein non merita ipocrisie. Di spalla il no di Kiev sulla Crimea, Trump attacca Zelensky, così prolunga lo sterminio. Paolo Gentiloni, detto Ermo Viola, interviene sul 25 aprile e l'Occidente, dice che sarà davvero speciale perché sono passati 80 anni e la storia ci costringe a fare i conti con alcuni concetti chiave della nostra identità. Jacopo Scaramuzzi, mi scuso col collega, Jacopo Scaramuzzi dice, scrive questo interessante dossier, diritti, donne, abusi e curia, il dossier conclave. La Stampa, lite sulle spoglie di Francesco, file di ore per l'ultimo saluto al Santo Padre, i cardinali anziani mediano in vista dell'elezione tra porporati che non si sono mai visti. Trump attacca Zelensky alla vigilia del funerale del pontefice, è un incendiario. Schlein e Conte, Meloni, basta ipocrisie. Unicredit, l'UE frena l'Italia, BPM, il Golden Power va limitato, Generali, Donnet vede la riconferma, ma a tempo. L'intervista con Fabio Fazio ha tolto tutti, ma ha i miei dubbi sulla fede. Siamo commossi. La Verità, eccoci qui, clamorosa bocciatura dell'Europarlamento, il riarmo UE è illegale. Respinta all'unanimità la procedura di emergenza con cui la Commissione ha tentato di evitare il voto dell'Aula. Il Fondo Monetario Mondiale avverte tasse e tagli per sostenere quelle spese. Zelensky rivendica la Crimea, Trump tu vuoi lo sterminio, foto a centropagina, eccolo qui, Landini con questo sguardo così battagliero. Landini ci mette il solito carico incendiario, lutto il 25 aprile è giornata
di lotta. Ora capite perché questa festa non può appartenere a tutti gli italiani? Non può, perché continuano a tirarla sempre dal lato loro. Ma voi che cosa ne pensate piuttosto? Mandatemi una zappa, dai, 340 670 9659. Leader per quelle anime belle che dovessero dire, allora se non la festeggi il 25 aprile devi lavorare. Sì, sarò in onda anche domani, quindi torniamo a noi. Leader progressisti nel ridicolo, il fondo di Belpietro, l'editoriale di Belpietro, D'Alema arruola Bergoglio, ma lui i cannoni voleva eliminarli, mica venderli, appunto. Francesco Borgonovo, implacabile come sempre, il fumo e la vanità, Francesco ha seguito il mondo, ma intanto i fedeli fuggivano. L'intervista con Don Bux, che è stato l'arcivescovo di Seminara, ha fatto danni e seminato dubbi, il Papa che verrà deve rimediare. Antonello Piroso, la sinistra ha paura di perdere il business della liberazione, con la scusa del fascismo alle porte, politici ma soprattutto intellettuali ci hanno sempre lucrato. Quest'anno poi è un boom, una cosa più diciamo così seria rispetto alle polemiche sul 25 aprile, disgelo, America-Cina si tratta, i dazi potrebbero essere dimezzati. Libero, adesso che non si può difendere, Elli scrive il Papa al PD. Il discorso di Schlein alla Camera su Francesco si trasforma in un attacco al centrodestra. Non lo ascoltavano su migranti e clima. Qualcuno le ricordi cosa diceva su gay e aborto. Gli appunti per il conclave dei cardinali, pronti a sostituire Francesco già da anni. Il presidente americano ai funerali, i complottisti temono che condizioni i cardinali. Sinistra agitata, Satana arriva a Roma, ecco la foto di Satana in prima pagina, cioè un Trump che ha questo sguardo come a dire quasi quasi. Benedetti Dio, ma questi sono davvero convinti che siamo ancora nel 1903 e arrivano le delegazioni che pongono il veto in conclave? Ma dove cacchio vivono, benedetti Dio? Allora ve la dico io la cosa, sapete quanti sono i cardinali Yankee? Sono 8. 8. Di questi 8, buona parte sono stati cambiati e sono stati nominati da Bergoglio e sono dei progressisti scatenati. L'unico che potrebbe davvero farcela come personalità, come prestigio, e poi è uno di nomina ratzingeriana, è il Cardinal Dolan, l'arcivescovo di New York, che peraltro parla l'italiano, perché se non sai l'italiano non ti possono eleggere papa. L'italiano è la lingua della curia. Diciamo che è fortemente richiesto, mettiamola così. Solo che Dolan è sempre stato filo repubblicano e filo Trump. Trump addirittura in una telefonata Dolan lo definisce il mio grande amico Donald Trump. Per cui, siccome lui è amico del demonio, non lo voteranno. Tranquilli che Trump non influenza niente, anime belle, non vi preoccupate. Trattativa con la Cina, apertura USA sui dazi, le borse ora volano, Elon Musk vuole già sfilarsi dal governo, infine l'Ucraina, anche qui ultimatum sulla pace da Trump a Zelensky. Andiamo adesso a vedere i quotidiani economici, sono le ore 7:51, Italia Oggi, eccola qua, con la prima pagina, tac, allarghiamo così la vedete meglio, maxi assunzioni alle entrate, pronta la campagna dell'Agenzia per il reclutamento di oltre 4.500 nuove figure professionali, di cui 350 per gli accordi preventivi col fisco e 250 per il catasto, il servizio di Cristina Bartelli a pagina 20. Fosca Binchieri, in conclave ci sono 15 cardinali di troppo, il Papa aveva sbagliato a fare le previsioni, si spiega che la Costituzione apostolica vigente non è la Romano Pontifice Eligendo, ma è la Universi Dominici Gregis. È vero che dispone, il numero di 120 era stato fissato da Paolo VI, ma ogni Papa, essendo dotato di potestà piena, suprema e immediata, può fare quello che vuole, quindi non è proprio così. Loris Zanatta, Università di Bologna, Bergoglio voleva staccare il cattolicesimo dall'Europa, Alessandra Ricciardi a pagina 5, Daniele Cirioli, il rider diventa un dipendente quando è soggetto a un algoritmo che ne valuta attività con conseguenze anche sulla retribuzione, e poi Claudio Plazzotta, pagina 17, l'Auditel in prima serata Rai 1 supera Canale 5 di quasi 10 punti di share.
Diamo un'occhiata anche all'implacabile diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Secondo i dati forniti da Banca Italia nel corso di un'audizione parlamentare, la popolazione residente in Italia è in calo dal 2015, il trend è destinato a consolidarsi. L'Istat ha certificato che nel 24 ci sono state 370.000 nascite, con una media di 1,18 figli per donna, minimo storico. A ciò va aggiunto un boom delle emigrazioni verso l'estero, pari a 191.000, più 25% sul 23, delle quali 156.000 riguardano cittadini italiani che espatriano, più 36%. Banca Italia si preoccupa soprattutto dell'equilibrio tra lavoratori attivi e cittadini inattivi, pensionati più bambini, che sta scivolando inesorabilmente verso il rapporto di 1 a 1 insostenibile dal punto di vista previdenziale. Nessuno al mondo ha finora trovato una ricetta per invertire questa tendenza e garantire le future pensioni dei paesi sviluppati. Saranno i robot a versare imposte e contributi previdenziali al nostro posto? Bella domanda. Gli amici del quotidiano di Sicilia, eccoli qua. Andiamo a vedere. Tac. Quotidiano di Sicilia, dopo 11 anni i presidenti e le ex province per l'elezione diretta alla regione si è arresa, domenica voto di secondo livello per scegliere vertici e consiglieri degli enti intermedi. A Palermo vengono stabilizzati 34 precari, Policlinico amplia la rete dei professionisti. Papa Francesco e il suo legame con Lampedusa, viene a mancare la voce degli ultimi sulla terra, il ricordo di Bergoglio nel segno dell'attenzione al tema dei migranti, un monito per chi adotta la logica dei muri. Verso l'elezione del pontefice ci sono 2 cardinali siciliani nel conclave. Il direttore del quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, perché i medici vanno al nord? Ecco qua, dalle informazioni sul sistema sanitario del settentrione italiano risulta evidente che non vi sono tragiche situazioni come quello nelle regioni meridionali, forse salvo la Puglia, nelle quali le liste d'attesa durano anni, le cure vengono fatte a distanza di mesi, le degenze si trovano in ambienti non commendevoli e così via. Non abbiamo la possibilità di spiegare questa netta differenza di qualità del servizio sanitario tra nord e sud, tuttavia abbiamo il dovere di rivelarlo e illustrarlo, speriamo con chiarezza. Quando un ambiente è sano e funziona bene, è di per sé attrattivo, anche a parità di remunerazione. Nel nord Italia, inoltre, vi sono innumerevoli strutture private di alto livello che attraggono per funzionalità, qualità del servizio, puntualità, altri requisiti che permettono di lavorare bene. Da quanto precede, se vince che sempre più le cittadine chiedono un'assistenza efficace ed effettuata in tempi ragionevoli, anche se diversi da quelli europei, cosicché il divario tra settentrione e meridione continua ad aumentare anche in questo delicatissimo versante della sanità. Andiamo adesso a dare un'altra occhiata ai quotidiani. Adesso passiamo ai quotidiani locali perché sono le 7:55, abbiamo ancora qualche minuto, dopodiché alle 8 faremo pausa con Enzo Iannacci, Libelà del 1977, Brescia oggi da tutto il mondo in piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Francesco, un fiume di pellegrini per l'omaggio al Papa, l'abbraccio ai bresciani. Corriere del Mezzogiorno, Campania, la polemica, 25 aprile, i timori dell'Ampi, denuncia il presidente dei partigiani campani, vogliono una liberazione senza eventi. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, politica e giustizia, falsa laurea indagata Fiorella, il marito Caracciolo, possibile candidato di Per la Puglia con Amati e Mazzarano. Albano mi benedisse dopo l'infarto, Ilenia evitai di parlargliene, ecco la foto dell'uomo di Cellino San Marco, santa miseria, con il Papa defunto ora. Corriere del Trentino, la morte del pontefice, accoglienza, Francesco ci guida. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, la morte del Papa, le imprese si fermano per Francesco. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, la scomparsa di Bergoglio, quel dono del Papa nei giorni più bui. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, sfida europea per il rifacimento degli ospedali civili. Corriere della Sera, Dorso Milano, liberazione verso un 25 aprile blindato. Corriere della Sera, Roma, allargata la zona rossa, esteso il perimetro attorno alla Basilica di San Pietro, dove la sorveglianza è stata rafforzata. Alcune strade off limits pure per i pedoni, blocchi nei quartieri. Corriere Torino, Torino prega con tutte le fedi per Francesco. Corriere dell'Alto Adige, la morte del pontefice, accoglienza, Francesco ci guida. Corriere di Bologna, il caso, ladri a scuola, furti e danni. Corriere Fiorentino, la Toscana, Francesco, 5.000 toscani a Roma. Corriere della Romagna, il lascito di Francesco.
La Gazzetta di Modena, anziani narcotizzati e derubati di tutto in casa. Giornale di Brescia, mondo a Roma per Francesco. Il Cittadino, il Santo Padre nella Basilica di San Pietro l'abbraccia a Francesco. Il Giornale Milano, i Propal ora vogliono anche aprire il corteo, Sala in piazza con animo pacifico. Il Piccolo, il popolo del Papa, ovo via sia alla variante. Ancora avanti, il secolo XIX, Euroflora, la nostra primavera. Il Tirreno, darsene Europa, sale la tensione. Grimaldi chiede di averne mezza. E poi andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, il Papa e la gente, la Nuova Venezia e Mestre, San Donà spegne i Velox. Buone notizie per gli amici che guidano in quel di San Donà. La Prealpina, una morte annunciata. La Provincia, Como, Cantoni a Roma, ha accompagnato il Papa. La Provincia, Quotidiano di Cremona, la stretta sulla Movida divide. La Provincia di Lecco, verso i funerali del Papa, migliaia di lecchesi a Roma. Cantiere sulla Lecco Ballabio, la fine dei lavori slitta di un mese. Provincia di Sondrio, ci ha sparato alle spalle nel corpo 20 schegge. Il racconto dell'artigiano sopravvissuto alla sparatoria di Delebbio. La Repubblica Bari, nuovo rettore, una corsa a 6, le nostre idee per l'università. E chiudiamo con la Repubblica Palermo. Eccolo qua, sanità, la regione non cambia, Schifani rilancia Iacolino, in giunta a sorpresa il rinnovo del dirigente di un settore al centro di inefficienze e scandali, continuità per non perdere i fondi PNRR, scelta fatta, scusate, senza un atto di interpello. Orbene, si sono fatte le 7:59 e 24 minuti. A sto punto noi andiamo in pausa e ci ascoltiamo Enzo Iannacci con Libelà e poi vediamo un po' i pezzi più interessanti o che comunque possono stimolare un dibattito in questa rassegna stampa. A tra poco.
Ecco appunto, basta. Immenso come sempre Enzo Jannacci in quel 1977 dall'album Secondo te che gusto c'è, album che ha scritto anche in collaborazione con l'immenso Beppe Viola. Quanto ci manca Beppe Viola, veramente, la sua intelligenza, il suo humor. Ah, che tempi, per dirla col marchese di Villabianca, affe mia, con più sicuro passo corsero li passati tempi. Sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, siamo qua sulla rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, e alle 8, 3 minuti e 30 secondi noi andiamo a dare un'occhiata quindi alla cronaca dei fatti. Poi vede, diciamo così, in realtà non c'è nessuna notizia sul Papa. Sapete qual è il fatto? Il fatto è che in queste ore siamo stati coperti da questa melassa, diciamo così, questa melassa, ah, ma il nostro Papa, cioè sono andati a chiedere a chiunque qualcosa su questo Papa. Poi abbiamo visto anche il cattivo gusto di tutti questi, quella volta in cui io ti ho incontrato e tu mi hai detto io e il morto. La cosa è che in realtà non c'è nessuna notizia per il semplice e banale motivo che il Papa è morto e continua a essere morto. E però, siccome si sta facendo dell'emotività, non dell'informazione su questo fatto, fino a sabato alle 10 noi assisteremo a tanti e tali di quei capitomboli su questo conclave in cui leggeremo veramente di tutto, le cose più ridicole, le cose più assurde, le cose più tirate per il collo, per riempire spazio. Perché? Perché in realtà l'unica vera notizia che potrebbe venire fuori è sabato alle 10 ascoltare l'omelia del cardinale Giovanni Battista Re, il quale da decano del collegio cardinalizio traccerà molto probabilmente un ritratto dell'illustre defunto e probabilmente dirà qualcosa sulla figura del prossimo Papa o sui problemi della Chiesa e così via. Anche perché toccherà poi sempre al cardinale Re celebrare la Santa Messa, la Messa Romano Pontifice Eligendo per l'elezione del Santo Padre, che è la messa precedente la prima votazione poi nella Cappella Sistina, il primo extra omnes fuori tutti che sarà dato appunto dal maestro cerimoniere. Ma fino a sabato non c'è niente, quindi andare a tormentare la gente col microfono in mano a chiedergli il tuo parere, la tua cosa, non serve a nulla, perché non cambia la sostanza delle cose. Vabbè, io vi voglio dare un po' di cronaca, poi passiamo a parlare di altro, perché appunto non ha senso scavare ulteriormente, non c'è niente da scavare. Il Papa è morto, si trova in questo momento esposto all'ultimo omaggio dei fedeli, finita lì. Sabato avremo notizie vere nel momento in cui appunto il cardinale Re dirà qualcosa nell'omelia, se la dirà. Se no, aspettiamo i prossimi giorni. L'unica notizia che può uscire tra oggi e venerdì sera è che i cardinali si sono riuniti e hanno deciso di dare a Becciu la possibilità di entrare in conclave. Tutto qua. Poi tutto può succedere. Allora, no, vi voglio segnalare da Avvenire, perché per fortuna c'è anche chi non fa, chi cerca di fare una dignitosa informazione, della collega Lucia Bellaspiga, che racconta la storia di questo ragazzo, Cristiano Valanzano, un assassino, un signore che è stato condannato all'ergastolo, detenuto nel carcere di Opera per omicidio, condannato a 23 anni, di cui 10 già scontati, guardava incantato il Papa vestito di bianco senza riuscire ad aprire bocca. Santo Padre, le abbiamo portato queste 12.000 ostie perché le consacri. Sono state prodotte con le nostre mani, un tempo sporche di sangue. Le consegniamo nelle vostre mani benedette.
A dirgli quelle parole erano solo i miei due amici Ciro e Giuseppe, due ergastolani arrivati con me. Davanti a 50.000 persone il Papa dava tutta la sua attenzione a noi tre che ci eravamo macchiati dei crimini più orrendi. Alla fine ci strinse uno per uno in un abbraccio. In quel momento ho avuto la certezza che Dio mi aveva perdonato. Cristiano Valanzano oggi continua a scontare la sua pena, anche se da ottobre ha lasciato il carcere ed è in affidamento ai servizi sociali. Vuol dire che di giorno vado a lavorare, la sera non rientro in carcere ma a casa dove devo restare chiuso dalle 22 fino alle 8 del mattino. Una pena che durerà ancora 4 anni, poi il debito con la giustizia sarà saldato. Con la giustizia, ma con la sua coscienza? Oggi ho 38 anni, esattamente l'età della persona che a causa mia e di altri due ragazzi che erano con me ha perso la vita. Allora avevo 20 anni e un lavoro, non mi mancava niente, ma avevamo voluto fare una bravata, tentare una rapina. Purtroppo non si torna indietro, basta un attimo perché la bravata diventi tragedia. Per anni non ero consapevole della mia colpa, mi sentivo arrabbiato, non avevo mirato per uccidere, invece avevo ucciso. Ero cresciuto in una famiglia credente, poi mi ero allontanato dalla chiesa e mi è successo quel che è successo. Il carcere mi stava peggiorando, diventavo sempre più cattivo, meditavo pensieri negativi, fin quando la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti non mi ha proposto il progetto delle ostie, il senso del pane, e ho cominciato a vivere con la volontà di migliorarmi. Io non mi sono mai assolto, ma sapevo che non ero una persona cattiva e che anche Dio in cuor suo lo sapeva e questo mi dava forza. Nel Natale del 15 noi detenuti abbiamo scritto una lettera a Francesco raccontandogli delle ostie che producevamo per regalarle alle parrocchie in tutto il mondo. Il sogno era di portarle a lui da benedire, ma mai avrei pensato che pochi mesi dopo sarebbe successo davvero. Il Papa è vicario di Cristo in terra e io me lo trovavo davanti, con un sorriso colmo di tenerezza, gli occhi attenti a quello che ci dicevamo. Come eravate arrivati a Roma dal carcere milanese? A bordo della camionetta della polizia penitenziaria, chiusi in 3 gabbie distinte. La notte siamo andati a dormire ospiti all'Hotel Re Bibbia, il carcere romano. La mattina presto, scortati dagli agenti accompagnati dal direttore di opera Giacinto Siciliano, ci siamo trovati tra le braccia di Francesca e in quel momento si è sciolto il nodo che mi portavo dentro da anni. Stavo constatando la forza di quel perdono che chiedevo tutti i giorni nelle mie preghiere. Ricordo lo stupore quando mi ha abbracciato, non mi aspettavo tanto. Ogni tanto una storia di redenzione. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, eccolo qua. Corriere della Sera che appunto riferisce di questa lunga coda. L'abbraccio infinito del popolo di Francesco, in migliaia in coda dal mattino, il passo lento, le ore scandite dai rosari, noi stavamo tutti con lui, gli sguardi fissi allo smartphone, poi pochi secondi davanti al feretro, quei baci affettuosi come a un nonno. Figuriamoci se non c'è stato quello che ha fatto la foto al morto, mi pare giusto, no? La bara di Papa Francesco, semplice legno chiaro foderato in velluto, giace davanti all'altare della confessione su un largo tappeto quadrato. Abolito il catafalco è inclinato di solo di pochi centimetri. Picchetto d'onore composto da 4 gendarmi con l'alabarda. A destra e a sinistra alcuni banchi riservati alle autorità. Vi si raccoglie in preghiera la premier Giorgia Meloni, mani giunte e taglier nero. Poi arrivano anche i ministri italiani e Piantedosi e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ciascun fedele ha la possibilità di sostare per pochi secondi. Il segno è la croce, molti in ginocchio, chi manda un bacio come si fa con una persona cara, un nonno, un papà. Ci sono sguardi acquosi, però non c'è traccia di dolore peloso, scenografico. Domina una magnifica compostezza. E benedetti Dio, volevate che venissero le ciangiuline di Pizzo Calabro? Io Sapete chi erano le ciangiuline di Pizzo Calabro? Erano delle donne napitine che in italiano si chiamano prefiche, venivano pagate per andare a piangere ai funerali e anche all'esposizione della salma di chi moriva da solo. E spesso, insomma, venivano pagate anche sulla base dell'interpretazione, insomma, se ci mettevano sentimento nel piangere il morto, nel ricordare episodi della sua vita e così via. Ecco, ora io leggo una cosa del genere, dai, no, te prego. Giriamo pagina, va, che è meglio. Strappetti, l'angelo custode, il suo infermiere, si sente orfano. Eccolo qua.
Massimiliano Strappetti: è stato lui ad avvisare il medico per tentare di salvare il Papa ancora una volta. Non per niente Francesco nelle occasioni pubbliche lo presentava sempre come l'uomo che mi ha salvato la vita ed è a lui che ha rivolto le ultime parole di ringraziamento e l'ultimo gesto, un saluto con la mano prima di morire nel suo letto nella residenza di Santa Marta. Pure Paolo VI fece ciao ciao prima di morire, fece questo gesto, aprì e chiuse la mano davanti agli astanti, che alle volte la storia si ripete. Perché la storia tra Francesco e il suo assistente sanitario personale, figura che prima non esisteva in Vaticano, creata appositamente per lui da Bergoglio nel 22, è un racconto fatto di cura e dedizione, stima e fiducia. Le parole del cardinale Zuppi per il pontefice, eccolo qua, il presidente della CEI alla cerimonia in suffragio del Papa, il sorriso, le parole, ma anche le insistenze e correzioni oggi diventano tutte un unico rendimento di grazie. Cosa dice il cardinale Zuppi, che viene indicato come un potenziale successore di questo Papa? Lui che ha sempre questo sorriso piacione, quest'uomo venuto da Sant'Egidio, la diplomazia parallela del Vaticano. Oggi sentiamo Francesco che si affianca, come ha fatto in maniera instancabile in tutti questi anni del suo ministero, ai credenti impauriti e senza più entusiasmo. Lui ci ha indicato la direzione, i luoghi della misericordia, che sono quelli a partire dal carcere dove vivono gli scartati di cui tante volte Francesca ha parlato. Ci ha fatto vedere anche fino alla fine che seguire la strada di Gesù e donarsi, ha proseguito il cardinale dal pulpito, anche riferendosi al Vangelo del giorno. E ci ricorda di essere nella gioia, come nel suo ministero ha sempre indicato, e di non tornare a Emmaus, alla sicurezza senza speranza, per camminare di nuovo insieme, per ritrovare i fratelli, per confermarci a vicenda, testimoniando, ricostruendo la fraternità e la comunione che la Fratelli Tutti ci chiede di costruire nella società civile. La Chiesa del prossimo futuro, per Zuppi, che ha citato il grande discorso di Firenze di Francesco, deve essere madre, anzi mamma, dal volto lieto che comprende, accompagna, accarezza ed è sempre più vicina ai dimenticati. La sua Chiesa non deve essere difensiva per timore di perdere qualcosa. E questa per Zuppi la Chiesa che Francesco ha iniziato a realizzare nei suoi 12 anni da pontefice. Promettiamo e sogniamo di costruire questa Chiesa credibile perché povera e amica dei poveri, con questo popolo immenso, in una casa comune segnata da tante divisioni, incapace di pensarsi insieme, di ascoltare il grido dei poveri, dove pericolosamente ci si lascia persuadere dalla forza, dalla logica della forza e non da quella del dialogo. Direi che come programma per l'elezione ci sia tutto, è un programma di pontificato nei fatti. Ieri interessante anche Pierbattista Pizzaballa, che è bergamasco, come sapete, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha parlato con la stampa e ha detto tutta una serie di cose, ha detto che c'è bisogno del dialogo, l'incontro con le religioni, eccetera. Anche lui, pur mettendo le mani avanti, dicendo ah no, non è il momento di parlare di conclave, però vedete che ognuno cerca di far arrivare i propri messaggi, perché chiaramente vi dovete anche tenere presente sto fatto. Ci sono 108 cardinali creati da Bergoglio, molti dei quali Roma non l'hanno mai vista nemmeno in cartolina per sbaglio. Quindi immaginate voi questi qui spaesati, presi da realtà di 10.000 anime, che vengono schiaffati a Roma e devono decidere per l'elezione di uno che, al netto dell'assistenza dello Spirito Santo, quando parlerà, le sue parole avranno riflesso non solo su tutto il mondo, 8 miliardi di anime, ma anche e soprattutto su 1 miliardo e 400 milioni di cattolici. Questo è il livello. Questo è il livello. Questa è la sfida. Provate a immaginare uno che viene preso in un'isola sperduta del Pacifico, perché è una periferia esistenziale, lo prendi da 10.000 anime o lo prendi anche da Malta, si fa il caso del cardinale Grech, da Malta, che sono altri 30.000 se ci arrivano, lo prendi lì, lo metti a Roma e gli dici adesso quando parli 1,5 miliardi di anime pendono dalle tue labbra. Auguri. Auguri. Allora, questa invece è l'intervista esclusiva della collega Fiorenza Sarzanini come si chiama?
al dottor Alfieri, il dottore del Gemelli, il primario del Gemelli, che è accorso appunto al capezzale del Papa morente. A gennaio Papa Francesco mi ha detto che dovevamo occuparci degli embrioni abbandonati. È stato netto: sono vita, non possiamo consentire che siano utilizzati per la sperimentazione o che vadano persi, sarebbe omicidio. Stavamo valutando anche col Ministero della Salute, tra le varie opzioni, il modo per concederli in adozione, ma non c'è stato il tempo perché il Papa potesse rendere esecutiva la sua decisione. Il mio impegno adesso sarà, se ci saranno le condizioni, di realizzare questo suo desiderio. Sergio Alfieri, primario di chirurgia oncologica addominale del Policlinico Gemelli, coordinatore dei medici del Santo Padre durante il suo lungo ricovero e suo chirurgo personale, parla del Papa al presente. Per la prima volta rivela dettagli e progetti che hanno segnato un rapporto di stima e affetto cresciuto negli anni. Lei gli aveva prescritto 60 giorni di convalescenza, non gli ha consigliato di evitare di lavorare? No, perché è stato giusto così. Lui è il Papa, tornare al lavoro faceva parte della terapia e lui non si è mai esposto a pericoli. È come se avvicinandosi alla fine avesse deciso di far tutto quello che doveva. Proprio come accaduto domenica quando ha accettato la proposta del suo assistente sanitario personale Massimiliano Strappetti di girare in piazza tra la folla. O come ha fatto 10 giorni fa, quando mi ha chiesto di organizzare un incontro con tutte le persone che l'avevano curata al Gemelli. Quando è stato chiamato al capezzale del Papa? Lunedì alle 5:30 circa mi ha chiamato Strappetti. Il Santo Padre sta molto male, dobbiamo tornare al Gemelli. Ho preallertato tutti, 20 minuti dopo ero lì a Santa Marta. Mi sembrava tuttavia difficile pensare fosse necessario il ricovero. Sono entrato nella sua stanza, lui aveva gli occhi aperti. Ho constatato che non aveva problemi respiratori. Allora ho provato a chiamarlo, però non mi ha risposto. Non rispondeva agli stimoli, nemmeno quelli dolorosi. In quel momento ho capito che non c'era più nulla da fare. Era in coma. Inutile anche trasferirlo in ospedale? Rischiavamo di farlo morire nel trasporto. Ho spiegato che il ricovero sarebbe stato inutile. Strappetti sapeva che il Papa voleva morire a casa. Quando eravamo al Gemelli lo diceva sempre. È spirato poco dopo. Io sono rimasto lì con Massimiliano, Andrea, gli altri infermieri e i segretari. Sono quindi arrivati tutti e il cardinale Parolin ci ha chiesto di pregare e abbiamo recitato il rosario con lui. Mi sono sentito un privilegiato e ora posso dire che lo sono stato. Quella mattina gli ho dato una carezza come ultimo saluto. Poi racconta anche il primo intervento, l'intervento al colon che aveva fatto al Papa. Dice: prima dell'intervento Strappetti mi disse che il Papa voleva vedermi. Entrai nella sua stanza e lui mi benedì le mani. Fu un'emozione incredibile, il significato l'ho compreso soltanto dopo. Voleva dirmi: utilizza le tue mani per il tuo lavoro, ma utilizza le mani col cuore nei prossimi anni. Come dire, sei cattolico, ma adesso hai qualcosa in più. Era un segreto tra noi tre, lui voleva che si sapesse, adesso posso dirlo. Vediamo un po'. Anche la comunità ebraica sarà presente, eccolo qua, Noemi Di Segni viene intervistata sul Corriere da Fabrizio Caccia, la presidente delle comunità ebraiche italiane, sarà presente ai funerali di Papa Francesco, ma nel rispetto dello Shabbat dovrà osservare delle disposizioni precise. È vero? Sì, c'è stato un consulto con le autorità rabbiniche europee e israeliane perché i funerali ebraici non si tengono mai di sabato. E una delle regole dello Shabbat vieta la partecipazione a cerimonie funebri, essendo giorno dedicato a riposo, preghiere e famiglie. Perciò non si cucina, non si prende l'auto. Dovrà andare a piedi in Vaticano, come faranno il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e il presidente della comunità romana Victor Fadlun. Dalla sinagoga a San Pietro sono 4 chilometri. Io sono più fortunata di loro perché abito a Porta Cavalleggeri, mi basterà attraversare la strada. Alle esequie dovrebbe essere presente pure l'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Yaron Zeidman. Sì, e forse anche l'ambasciatore in Italia Jonathan Peled, che comunque ha già dedicato al Papa un post e non l'ha cancellato. Nonostante il Ministero degli Esteri israeliano. No, ecco, su questo mi permetto di dire che non credo sia partito un diktat dal governo per far sparire in toto i messaggi di condoglianze, piuttosto mi risulta che si sia trattato di un invito in alcuni casi a non ebraicizzare troppo il linguaggio, cioè insomma a non parlare del Papa defunto come di un rabbino morto, evitare confusioni, osmosi e sinonimie. Però quando Papa Francesco accostò a Gaza la parola genocidio non gli fu perdonato, ma anch'io gli rivolsi una critica e mi permisi di dirgli che l'uso di quella parola era stato inopportuno.
non responsabile perché legittimava agli occhi del mondo quel giudizio. Invece bisogna sempre saper distinguere. In Israele, proprio giovedì, si è celebrato il giorno della memoria della Shoah e al Papa lo scrissi chiaro in una lettera alla vigilia del suo viaggio ad Auschwitz nel 2016. Gli parlai del dolore mutuo che si prova su quella terra maledetta dove siamo stati deportati. Tutto l'opposto della terra santa, la terra promessa. Diamo un ultimo ragguaglio sul dibattito parlamentare di ieri, poi passiamo oltre e quindi andiamo su Il Giornale, che ora è le 8:23 e 16 minuti e 16 secondi. Ogni tanto, vedete, sono un poco arrugginito, però tranquilli che, come vedete, sono come i vecchi diesel, devo assestarmi sul giusto numero di giri. Poi dopo vado tranquillo. Allora, la cerimonia alla Camera, eccola qui, l'omaggio, siamo su Il Giornale, scrive il collega Fabrizio De Feo, la cerimonia alla Camera, l'omaggio al governo alla salma di Bergoglio continuerà a sorriderci. La Premier, l'ultimo consiglio che mi ha dato è non perdere mai il senso dell'umorismo. Giorgia Meloni interviene alla Camera per commemorare una figura con la quale aveva costruito nel tempo un rapporto personale forte e intenso. Papa Francesco è stato un grand'uomo, un grande pontefice che ha guidato la Chiesa con segni profetici in tempi complessi e imprevedibili. Parlare di lui non vuol dire solo parlare di un protagonista della nostra epoca, ma di un uomo anche per me che ha rappresentato molto di più. Sicuramente sapeva essere determinato, però quando parlavi con lui non esistevano barriere, non creava distanza col suo interlocutore. Con lui eri a tuo agio, potevi parlare di tutto, potevi aprirti, potevi raccontarti senza filtri, senza timore di essere giudicato. Lui poteva vedere la tua anima, poteva vederla a nudo. Una capacità di ascolto che Papa Francesco applicava a chiunque avesse di fronte. Gli sarò sempre grata per il tempo trascorso insieme, i suoi insegnamenti, i suoi consigli. Tra gli ultimi consigli che mi ha dato c'è di non perdere mai il senso dell'umorismo. È l'ultima cosa che mi ha detto. Diceva che la diplomazia è un esercizio d'umiltà perché richiede di sacrificare un po' d'amor proprio per entrare in rapporto con l'altro, per comprenderne ragioni e punti di vista, un insegnamento che intendiamo coltivare. Io e l'Italia gli saremo sempre riconoscenti anche per il regalo della sua storica partecipazione al G7. È stato Papa degli ultimi, delle periferie fisiche ed esistenziali, ha restituito voce a chi non l'aveva anche rompendo gli schemi perché diceva non devi avere paura di andare controcorrente se devi fare una cosa buona. Così il Papa venuto da lontano è entrato nel cuore delle persone, continuerà a sorriderci e guidarci. Ecco, la sinistra arruola già, tra l'altro, appunto, Ludovica Bulian lo scrive, implacabile pure lei, su Il Giornale, la sinistra arruola già il partigiano Francesco, da Schlein a Conte l'opposizione fa su il pontefice, non merita l'ipocrisia di chi non lo ascoltava e arriva a definirlo un migrante, signori. Alla vigilia della festa della liberazione, PD, Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle, già in polemica col governo per la richiesta di sobrietà nelle manifestazioni del 25 aprile, prendono segmenti del pensiero del pontefice, ne fanno una sorta di partigiano Francesco, ne rilanciano i punti nevralgici su migranti, ambiente, no al riarmo, per farne, oltre che un'icona politica, anche un attacco all'ipocrisia di chi piange il Papa ma deporta i richiedenti asilo. Ecco la Schlein, la scomparsa di Papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti. Merita il nostro ricordo e il nostro cordoglio, non merita l'ipocrisia di chi deporta migranti, nega l'emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere. Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioni della Repubblica laica e antifascista. Il modo migliore è coglierne il messaggio con coerenza. Brusio e disapprovazione tra i banchi della maggioranza. Tra quelli del governo nessuno applaude. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte rimarca come il Papa si sia sempre tenacemente schierato contro ogni guerra, contro i signori delle armi e nella sua ultima benedizione ha usato parole chiare. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo. E ancora, ora che non c'è più, viene universalmente celebrato da tutti
Nello scomposto teatro dell'ipocrisia, dei vaniloqui, le celebrazioni coinvolgono anche chi ha continuato a ignorare i suoi messaggi contro le parole di odio e la logica della guerra. Il modo migliore per onorarlo è essere scomodi, con azioni ferme, scelte conseguenti. Interviene l'azzurro Gasparri per pungere la sinistra. Le ipocrisie sono state tante, anche da parte di quelli che lo citano sempre ma non hanno mai seguito un percorso di fede. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, riconosce che è molto buffo che ciascuno di noi cerchi di accaparrarsi un pezzettino della sua eredità. Tipico dei farisei piangere e commuoversi per il Papa e non ricordare il grido di dolore sui campi lager dei migranti. Tipico dei farisei ergerlo al pensiero globale della sinistra e non ricordare le sue prescrizioni morali sulla vita. Ci ha dato una grande lezione di laicità. Chiede la parola a Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra, per dire che senza Francesco ora l'intero pianeta è più a rischio, potrebbe prevalere la legge del più forte. Conte naturalmente fa la sua lezione perché Conte sa benissimo che se Pietro Parolin, l'attuale segretario di Stato, in questo momento decaduto a norma di conclave, dovesse essere eletto Papa, lui si ritroverebbe un amico che fa il vicario di Cristo, visto che Parolin è stato alla guida di Villa Nazareth, dove è stato anche il giovane studente Conte. Così vi racconto anche questa cosuzza, tanto per non perdere il segno. Va bene, sono le 8, 29 minuti e 10 secondi. Se Vossignoria è pronto, potremmo andare quindi in pausa. Meteo e poi ci sentiamo Alessandro Ristori con Estate, pezzo del 2020, ma cover di un pezzo degli anni 70. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione rimane bassa sul nostro paese, dove oggi la giornata risulterà ancora una volta instabile. Temperature stazionarie. In mattinata avremo un elevato rischio di rovesci o temporali, localmente anche forti al nord-est, specie sul Triveneto, ma alcune precipitazioni potranno interessare anche Toscana, Umbria, Marche e Medio-Basso Tirreno. Più sole altrove. Nel pomeriggio ulteriori piogge al nord-est, su buona parte del centro e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentire il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno
per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbi, se io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ecco, a proposito di estate, alle 8:37 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, volevo dirvi una cosa. Nel mentre che andavano le canzoni, io ho fatto un giro, ho controllato l'impianto idraulico, la luce, perché non so se lo sapete, ma qui siamo in preapertura dei bagni Libertà, da cui poi a luglio
io condurrò la rassegna stampa come ogni estate, no? Quindi il nostro Simone sarà uno dei bagnini, io sarò alla cassa con i giornali, poi avremo il barman e tutto il resto come ogni estate quando sostituisco il titolare della rassegna stampa, prima Giulio Cainarca e adesso Semivarin. Quindi io sto anche verificando gli impianti perché giustamente quest'estate poi apriamo e quando apriamo deve funzionare tutto, così voi venite a prendere il sole e noi vi raccontiamo i giornali del momento. Va bene, allora, bella gente, le zappe, sono arrivate delle zappe al 340 670 9659 e le voglio leggere. Allora, tu che non ti firmi però palesati, solo Antonino poteva iniziare con Amanda Lear. Ci voleva, no? Dai, perché sennò veramente che mettevo la lacrimosa, quella oh lacrimosa di Mozart, no, dai. Era ora che un palestinese si ribellasse ad Hamas, finché non si liberano di Hamas non godono di nessuna compassione. Marco da Milano, parole sante, fratello. Jenny da Milano, però giuro che non l'ho capito il senso e faccio solo una domanda. Ho sentito un pezzo di telegiornale, un discorso commento di Mattarella sui soliti immigrati, cioè i clandestini, diciamo ONG e compagnia cantando. Subito dopo credo il viaggio della Meloni. Ma su questo viaggio lui ha detto qualcosa? Mi sembra che non ha detto niente. Comunque sul viaggio della seconda carica dello Stato non ha fatto commenti, non lo so. La mia è una domanda, ha detto qualcosa o no? Se non ha detto niente si conferma da che parte sta. Buongiorno a tutti. A parte che la Meloni è la quarta carica dello Stato, perché il secondo è la Russia, il terzo è Attilio, Attilio. È il buon Fontana. Lorenzo, scusami. Signor Presidente, mi perdoni. È Lorenzo Fontana. Il terzo è lui e la quarta è ovviamente Giorgia Meloni. No, non ha detto niente, ma d'altronde il Presidente della Repubblica non ha la responsabilità della politica estera del governo. Non siamo la Repubblica semipresidenziale francese, anche se purtroppo negli ultimi 40 anni i presidenti della Repubblica hanno debordato e anche troppo. Ancora Walter, ciao Antonino, una curiosità, un giornalista può scrivere di qualsiasi argomento? Sento dalle letture degli articoli di questi giorni giornalisti che esprimono giudizi e trovano soluzioni anche sul conclave dopo aver dato lezioni sui vaccini, violenze, immigrazioni, ma la dignità. Walter, un giornalista può scrivere di qualsiasi argomento se si prepara e se si forma su questo. Io posso permettermelo perché ho studiato la materia, ho fatto una tesi di laurea in diritto canonico, questo è il terzo conclave che seguo, ne sto scrivendo su Italia Oggi e su affariitaliani.it. Ovviamente non sto qui a fare la reclama ai pezzi che scrivo perché questa è la rassegna stampa, non è Radio Danna Libero che fa quello che vuole, per cui però se devo parlare dell'argomento, come puoi immaginare, cerco di informarmene prima di aprire bocca. Perché se no, sai, poi dopo si fanno brutte figure più che altro, oltre che passare per tuttologo. Sono contento che Rai 1 ha battuto alla grande Canale 5, ormai peggio della 7, tutti di sinistra, compreso Del Debbio Pietro. Ognuno si consola come può. Lorenzo da Como, buongiorno Antonino. Ieri in Parlamento, più che ricordare la figura del pontefice Francesco, i leader dei partiti hanno voluto recitare delle omelie destinate agli avversari politici, interpretando parzialmente le varie esternazioni dell'ex pontefice. Pienamente d'accordo. Un'altra cosa, ma non si può cambiare il nome della festa della liberazione in festa della pace, definizione meno divisiva? Buona giornata. Sì, sarebbe il caso. Sarebbe il caso anche perché non tutti gli italiani sono rappresentati dalla festa della liberazione. La liberazione purtroppo è sempre stata presentata come la festa dei partigiani comunisti. Cioè la vulgata è che i partigiani comunisti hanno liberato l'Italia e quindi tu sei libero di poterla pensare come loro. In realtà l'Italia non è stata liberata dai partigiani comunisti, o meglio, non solo da loro. È stata liberata anche dai partigiani cristiani, da quelli monarchici, da quelli repubblicani e così via. Enrico Mattei, personaggio che in questa radio noi amiamo molto, era il capo dei partigiani cattolici. Lo provarono a processare dicendogli che era un ladro, che si era fottuto i denari.
Enrico Mattei si presentò in tribunale e sciorinò tutte le ricevute fino all'ultimo soldo, perché io sto parlando di Enrico Mattei, di un gigante di nome Enrico Mattei, ok? Quindi l'Italia non è stata liberata solo da loro, ma anche da Enrico Mattei, da Ferruccio Parri, da tutta quella gente lì. Poi c'erano il ricostituito esercito italiano, che ha combattuto per conto del Regno del Sud, che prima ha avuto come capitale Brindisi e dopo Salerno. Vorrei ricordare anche questo. Le ricostituite forze armate del Regno d'Italia, gli alleati, perché vorrei ricordare che al netto di quella porcata delle marocchinate, vorrei ricordare che il nostro paese è disseminato di cimiteri di ragazzi che sono venuti dal Canada, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti d'America, dall'Australia, da ovunque, per scacciare il nazifascismo. Vorrei ricordarlo. Ok? Non è che sono venuti i partigiani comunisti e hanno risolto tutto loro, non è andata affatto così. Poi accanto a questo, in questa festa puntualmente si dimenticano, ora da qualche anno se li sono ricordati, gli IMI, gli internati militari in Germania, quelli che Hitler ha usato come schiavi nelle loro fabbriche tipo la Dora Mittelbau, e soprattutto ancora oggi non vengono ricordati gli italiani che sono stati prigionieri degli alleati, che sono tornati in Italia nel 1947 dopo il trattato di pace e a cui nessuno ha chiesto vuoi la monarchia o vuoi la repubblica, vuoi la DC o vuoi il PC, vuoi questo o vuoi quello. Però quegli italiani sono tornati nel nostro paese, si sono rimboccati le maniche e hanno edificato la Repubblica fondata sul lavoro insieme a tutti gli altri. Siccome io sono discendente di uno di questi italiani e mi onoro di esserne tale, ecco perché il 25 aprile ogni anno mi incazzo quando questa gente viene a dire no, solo noi siamo quelli buoni, gli altri meglio che non ne parliamo. Infatti tu hai, vabbè dai Walter, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, infatti tu hai le conoscenze per poterlo fare, da Napedia la consulto spesso, vabbè va. Buongiorno, questa melassa papolatra dimostra quanto male ha fatto quest'uomo, spero abbia chiesto perdono all'ultimo minuto, ma il comunicato dei massoni lascia poco spazio alla misericordia. Marco, non è colpa di Bergoglio se c'è gente che purtroppo usa la sua memoria per farne un santino e per fare queste sceneggiate disgustose in piazza San Pietro. Non è colpa sua. Qui è una cosa che interpella noi come giornalisti, come categoria. Il problema è che è stata saturata così tanto la gente della morte di Bergoglio che non gliene frega più niente a nessuno. Sapete che io ero sul treno avantieri quando sono venuto giù in radio a fare lo speciale di 2 ore su Bergoglio. Sapete la gente di che cosa parlava? Di niente. C'erano 2 seduti accanto a me che si lamentavano dei problemi della biglietteria di non so dove, una ragazza che guardava un video sulle 10 invenzioni italiane che hanno cambiato il mondo e tutti gli altri che si facevano i fatti loro e uno che leggeva un libro su Auschwitz. Non c'era uno che parlava del Papa, nemmeno a pagarlo. Sono saliti 4 mormoni prima di Saronno. Questa alza la cornetta. Pronto? Sì, sono io, Karen. Allora, Francesca, domenica vieni a chiesa? Sì? Oh, molto bene, grazie. E ha chiuso tutta contenta. Brigham Young sarà contento. Punto. E adesso andiamo col Qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, io ho il piacere di trovare al telefono l'onorevole Manfredi Potenti. Buongiorno, come sta? Piacere mio di sentirvi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben trovato. Senta, allora, questo DL bollette, ogni tanto una buona notizia, direi. Sì, questa di certo è una buona notizia, non risolve ovviamente tutti i problemi, non può essere un provvedimento erga omnes che vale su tutto e per tutti, ma con questa, diciamo, ulteriore
strategia di mantenere fermo, ecco, il controllo dei costi e dei prezzi in favore delle fasce, in questo caso veramente più deboli. Diamo un segnale su cui la Lega ha sempre inteso mantenere, ecco, fede a delle diciamo indicazioni che sono nel proprio DNA, quindi pensare prima ai tartassati, a coloro che purtroppo quotidianamente vivono di pressione della burocrazia e del malfunzionamento del sistema italico che si riverbera su tutto ciò che deve essere gestito con razionalità, e purtroppo qui ci sono di mezzo cittadini che con una bolletta un po' più alta del normale possono purtroppo andare in crisi con l'economia domestica. Io ieri, in un vibrante intervento al Senato che mi ha veramente, ecco, preso da un punto di vista emotivo, ho ricordato il grande contributo che con una veramente, ecco, sensibilità il collega presidente Alberto Gusmeroli dalla Camera ha voluto dare su questo provvedimento, dando un grande aiuto a quelle fasce vulnerabili di utenti che purtroppo rischiavano, insomma, dal 2027 di trovarsi nel mare magnum di questa fantomatica libera concorrenza di mercato dei fornitori, che poi, insomma, tanto libera non è, insomma, è una mascherata creata un po' per cercare, diciamo, di rispettare quelli che sono canoni europei sulla libertà di concorrenza, ma che in realtà poi, insomma, sappiamo non aver efficacemente risolto il problema della in qualche modo, ecco, del contenimento dei prezzi a fronte di una liberalizzazione relativa, perché purtroppo siamo ancora vincolati nella produzione di energia e nel suo trasporto, quindi nel suo spostamento, che non avviene con un secchio ma avviene lungo delle linee elettriche che purtroppo, insomma, hanno costi di manutenzione, efficientamento, purtroppo un carico che non riesce a reggere più rispetto alle esigenze attuali. C'è un grande, diciamo, un grandi operazioni di ammodernamento, ma è chiaro che tutto questo si riverbera sempre e solo a carico poi dei consumatori. Ecco, appunto, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la misura di maggior impatto, scrive Il Tempo, è il contributo straordinario di 200 euro in bolletta dell'energia elettrica per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, circa 8 milioni di nuclei familiari. Per i grandi consumatori energetici invece è previsto un contributo di 600 milioni attraverso il Fondo per la transizione energetica. Per piccole e medie imprese con potenza disponibile di almeno 16,5 kW scatterà l'azzeramento semestrale degli oneri di sistema con un'ulteriore spesa di 800 milioni. C'è poi il bonus elettrodomestici, che abbandona il click day e ottiene lo sconto in fattura, e poi per le auto aziendali benzina e diesel proroga dell'attuale regime fiscale più favorevole per veicoli ordinati entro fine anno e concessi entro giugno del 25. Insomma, mi sembra che il fisco venga utilizzato proprio come una leva, più che altro anche per lo sviluppo, senatore. Sì, devo dire che alcune norme sulle quali, ripeto, insomma, abbiamo lavorato come Lega vanno proprio nella direzione, ecco, di consentire il recupero di risorse, ad esempio il maggior gettito IVA, che deriva ovviamente, insomma, da quelle che possono essere anche delle variazioni dei costi sull'energia, che potrà essere destinato a misure di sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, questo, insomma, derivante dall'aumento del prezzo del gas. Ma possiamo ricordare, diciamo, quelle misure che vanno anche direttamente a prevenire situazioni purtroppo di veramente, ecco, di crisi anche a livello familiare, lo stop al pignoramento degli immobili prima casa per soggetti vulnerabili, col blocco delle esecuzioni immobiliari per coloro che nel limite di 5.000 euro non riescano a pagare, insomma, degli oneri diciamo di natura, ecco, condominiale sulle forniture energetiche. Chiaro, la norma principe su cui la Lega ha veramente puntato è quella della tutela dei cosiddetti utenti vulnerabili. Lo ricordavo prima, sono gli over 75, disabili e fragili economici con bonus energia, che si trovano nel mercato tutelato o in quello libero al più economico sistema a tutele graduali, e che ora con nuovo emendamento, che è appunto voluto dal presidente Gusmeroli in questo DL bollette, si interviene tutelandoli per il futuro, perché al 31 marzo 2027 i clienti vulnerabili
del sistema a tutele graduali saranno nuovamente inseriti in un mercato di tutela e non nel mercato libero, quindi se ne salvaguarda voglio dire, i risparmi, prevenendo ad esempio il fatto che possano essere esposti al teleselling spesso selvaggio di operatori. Quindi in una nostra sintesi possiamo dire che questo è un provvedimento che va in scia a quelle azioni che avevamo già intrapreso. Pensiamo ovviamente ai più deboli, ma c'è già in corso di elaborazione un successivo provvedimento che ovviamente si dovrà occupare anche poi delle imprese. In questo senso, per tranquillizzare chi come Confindustria nelle scorse ore è uscita dicendo che questo provvedimento non risolve nulla dei problemi dell'industria. I problemi dell'industria chiaramente sono di ben maggiore portata, ma ovviamente c'è la volontà di andare in qualche modo anche per quei settori, soprattutto la microimpresa, a mantenere una sorta, chiamiamolo, di controllo su quelli che sono costi come gli oneri di sistema, ma certamente c'è un tema che Confindustria ha sollevato sull'autoconsumo, produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, che a noi stimola molto la fantasia. Parlando anche con aziende del mio territorio si parlava addirittura della possibilità di incentivare questo autoconsumo anche sull'impiantistica geotermica, ad esempio per la possibilità di realizzare centrali binarie per utilizzo proprio di impiantistiche industriali che afferiscono ad aree di produzione vicine a zone geotermiche. Quindi la storia non finisce qui anche perché grazie alla Lega questi sono tutti provvedimenti cosiddetti tampone per cercare di agire sugli effetti, per agire sulle cause. E pochi giorni fa eravamo a Milano per parlare delle prospettive del futuro. Ad esempio nel mix energetico noi crediamo fortemente alla possibilità di reintrodurre un utilizzo di nucleare sostenibile con e grazie a nuove tecnologie che faranno sì di superare il concetto delle cosiddette centrali, che sono ancora un termine che spaventa i cittadini. Dobbiamo ricordare che oggi le nuove progettualità per impiantistiche in miniatura parlano di impianti o di pile, le chiamerei pile atomiche, che sostanzialmente hanno la grandezza di un paio di garage per autovetture o poco più. Insomma, sono impianti che si possono collocare a livello di distretti industriali, anche scomparendo sottoterra, creano calore e con ovviamente una turbina possono anche produrre energia elettrica. Quindi sono certamente il futuro, non sono chiaramente quello su cui dobbiamo in qualche modo unicamente sperare, ma in un mix energetico, ripeto, far fronte al fatto che purtroppo dalle sole energie derivanti da fonte rinnovabile possiamo avere una parte di quello che ci è necessario, dovendo poi pensare a quelli che sono gli accumuli, ovvero sia degli ulteriori impianti che consentano di sopperire al fatto che le energie rinnovabili non hanno una programmabilità e spesso sono rimesse alla presenza del vento e del sole, salvo poi ricorrere a energie come l'idroelettrico, che hanno la grande ricchezza di essere a quel punto programmabili. Dove non possiamo avere programmazione serve un accumulo, e dove serve un accumulo ovviamente servono ulteriori impianti, batterie che quindi hanno necessità di essere realizzate con materie prime di cui noi in Europa non siamo ovviamente totalmente detentori, e quindi ricorrere qui a mercati esteri, e si ritorna al punto di dover tener conto che c'è la Cina che ovviamente fa la parte del leone su gran parte delle produzioni industriali di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi noi siamo tutti i giorni al lavoro, stiamo cercando di portare risultati concreti. Stavolta dico, col decreto bollette lo abbiamo veramente fatto, abbiamo pensato ai più deboli, l'ho detto ieri, cosa che la sinistra non fa più ormai da anni. Meno male c'è la Lega e abbiamo dato un segnale
che mantiene fede a quelle che insomma sono sempre state anche un po' le nostre tradizioni politiche, ovvero sia quelle di ragionare, ecco, a favore di quei cittadini che, ahimè, si vedono purtroppo anche pressati e vessati dagli effetti di diciamo generale malfunzionamento, ecco, di un sistema che, ahimè, l'ho ricordato ieri in aula, quando governava la sinistra aveva l'occasione in qualche modo di poter gestire attraverso piani e progetti di appunto pianificazione industriale sulla produzione di energia. Così non ha fatto, e oggi noi stiamo anche cercando di rimediare gli errori del passato che abbiamo ereditato e che non possiamo ovviamente in pochi anni sperare di risolvere, ma fanno parte di un percorso di lungo periodo. Molto bene, allora io la ringrazio del suo tempo e al piacere di risentirci presto. Assolutamente, il piacere è mio. Grazie. A voi tutti. Qui Parlamento. Ecco, a proposito della nostra rassegna stampa, sono qua sul Quotidiano di Sicilia perché mi colpisce molto questa battuta finale che chiude il pezzo della collega Raffaella Pessina. Un decreto legge spot, aggiunto il rappresentante del Partito Democratico Nicola Irto, dal sapore elettorale arrivato in ritardo, cioè il DL bollette. Ora, io non ho capito che cosa bisognerebbe fare per aiutare la gente che non ce la fa a pagare i conti, ma spiegatemelo veramente. Diamo il sangue, non lo so, io sono davvero senza parole, non lo so, vabbè, forse sono strano io, che volete che vi dico, capita. A proposito del 25 di aprile, Pigi Battista, fermi tutti, sono arrivate 3 zappe di fila. Buongiorno Antonino, non dimenticarti la carta di Chivasso. Saluti Stefano. Ancora, ciao da Silvio da Torino che non sopporta la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio. Spero che domani i rossi tacciano e rispettino la sepoltura di un uomo. Ancora, liberata anche da democristianoni come il mio vecchio dopo 5 anni di marinaio sul Monte Cuccoli, Gian da Brescia. Onore al Monte Cuccoli, miglior tiratore della Reggia Flotta, con sicurezza e con celerità. Se non ricordo male era questo il suo motto. Il problema delle bollette non è il costo dell'energia che grava per il 38%, ma sono le varie puttanate dello Stato, a partire dagli oneri di sistema per terminare col dazio chiamato IVA. Abolite lo Stato sulle bollette e risolverete i problemi. Tanto semplice che gli intelligentoni parlamentari non capiscono. Luca da Brescia. Perché non si ricorda che il 10 giugno del 44 a Trieste siamo stati bombardati con tantissimi morti e dopo invasi dalle truppe di Tito, quel periodo sono sparite tante persone? Beh, questo lo devi dire ai rossi quando il 10 di febbraio gli viene il mal di panza. Ancora, buongiorno Antonino, caro bollette, beh, quando il 52% della bolletta è in tasse, tutto ciò che ho sentito poco fa suona come una presa per i capezzoli. Giovanni da Bergamo. Ah, che dolore! Ancora Paolo da Valenza. Buongiorno dottor Danne, il dottore è all'ospedale. Stai tranquillo Paolo, io non c'è bisogno. Informazione, soprattutto storia, il tutto condito da grandi pezzi musicali, ma qui ci sono 200 euro sotto il lavandino in bagno ampiamente meritati. È sempre un piacere ascoltare la sua rassegna. Va bene, grazie. La mia megalomania è soddisfatta. Va bene, 10 secondi di pausa e poi torniamo. Non mandiamo in onda il pezzo dei New Guinea perché se no io poi non posso aprire il telefono. Quindi una brevissima pausa, torniamo subito. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389
11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci alle 9, 4 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna per la rassegna stampa qui con voi. Allora, tra poco apriamo il telefono, facciamo un patto, datemi il tempo di chiudere col 25 aprile un aggiornamento sull'Ucraina e poi il telefono è tutto vostro allo 0292947222. Per la precisione il motto dell'incrociatore Montecuccoli era con risolutezza e con rapidità, ma anche centum oculi, quello era ufficioso perché era scritto sopra il quadro di Raimondo Montecuccoli nel quadrato ufficiale. Va bene. Allora, ladies and gentlemen, PG Battista, così andiamo a chiudere. PG Battista su Il Giornale parla del 25 aprile. Ok, festeggiamo l'80°, poi facciamo la finita, diventi come il 2 giugno. L'intellettuale liberale il 25 aprile era diventata una festa tranquilla, poi la sinistra la usò contro Berlusconi. Stufo di 25 aprile, gli chiede Oara Borselli, lo vuole abolire? No, per carità, una celebrazione di una data così importante va bene. È l'80° anniversario, noi facciamo sempre nozze d'argento, nozze d'oro, facciamo pure questo 80°, però dall'81° facciamola finita, facciamola diventare come il 2 giugno, si mandano le corone, qualche discorso ufficiale e punto. Il 2 giugno è una festa che tutti quanti riconoscono, che unisce gli italiani, può essere di destra e di sinistra, ma più o meno ti riconosci nei valori repubblicani, no? Vi confesso, io pur essendo suddito della monarchia britannica, quando penso al 2 giugno sono contento che abbia vinto la Repubblica, credetemi. Re Umberto era un gran signore e sarebbe stato un grandissimo re, ma se penso a quello che è venuto, a quelli che sono venuti dopo, viva la Repubblica tutta la vita. Dobbiamo normalizzare il 25 aprile? Sì, dobbiamo. Sa perché? Non si possono legare valori che sono universali come libertà e democrazia a un fatto specifico, molto circoscritto della storia del mondo come la liberazione del Nord Italia. Tra 2 o 3 generazioni cosa faremo? Celebreremo la democrazia o la liberazione di Milano? Il 25 aprile è sempre stata una festa della sinistra. Sì, e intorno al 25 aprile ci sono state delle rotture. Negli anni 50 addirittura si scissero le associazioni dei partigiani. C'era l'ANPI legata al PC e poi un'associazione di partigiani DC e liberali. Poi col tempo si era desacralizzato
Gli anni finali della Prima Repubblica era una festa tranquilla, come il 1° maggio. Quando è che torna una festa divisiva? Il 25 aprile del 94, pioveva a dirotto quel giorno. Berlusconi aveva appena vinto le elezioni, era tornato il nemico e in piazza un'enorme folla diceva che stava tornando il fascismo. Il 25 aprile tornò a essere la festa dell'allarme. In quel 94 Bossi partecipò al 25 aprile e D'Alema disse che la Lega era una costola della sinistra. Da allora sempre così? No, quando la sinistra è al governo il 25 aprile conta poco. Ci si limita a fare un corteo, a fischiare il padre della Moratti in carrozzina, a insultare e tirare uova alla brigata ebraica senza che Lampi si scandalizzi. Cos'è oggi Lampi? Il signor Pagliarulo che viene spacciato per capo dei partigiani esattamente come me. Né io né lui abbiamo combattuto. Allora fregiarsi del titolo di partigiano quando non lo sei ha un significato. Usurpi un titolo morale in più. Non è vero, tu sei niente, hai gli stessi titoli morali miei. Se ti dichiari partigiano è come se io aderissi a un'associazione di ex garibaldini. Quindi questo è quanto. A proposito dei Propal, ci saranno anche quest'anno gli scontri tra antifascisti militanti e antifascisti ebrei? Penso di sì. Ci saranno in piazza i giovani arabi che insultano gli ebrei. La brigata ebraica ha contribuito alla liberazione dell'Italia e invece loro pensano che quella bandiera è la bandiera di Netanyahu. Va bene, andiamo a chiudere con l'Ucraina. Da questo momento il telefono può essere aperto allo 0292947222. Fatemi leggere le ultime news su quello che gli ha detto Trump e poi dopo discutiamo di tutto quello che volete voi. Ecco qua, Repubblica, Ucraina, Trump isola Zelensky, un accordo con Mosca, il leader USA mette Volodymyr con le spalle al muro, accetti la pace o perderà il paese. Nel piano la cessione della Crimea e dei territori occupati, Vance, un'intesa equa. Cosa dice Trump? Trump esplode perché Zelensky ha appena dichiarato che la cessione della Crimea alla Russia non è negoziabile. Inaccettabile, tuona la Casa Bianca. La poca pazienza di The Donald è finita, si deve chiudere l'accordo con Putin il prima possibile. Lo conferma il vicepresidente J.D. Vance. Abbiamo presentato una proposta equa e una richiesta molto esplicita sia ai russi che agli ucraini. Ora tocca a loro dire sì, o gli Stati Uniti lasceranno i negoziati. Gli alleati europei intanto cercano disperatamente di salvare la barca che affonda. Britannici, francesi, tedeschi, italiani assenti fanno muro con Kiev, dopo che Rubio e il negoziatore trumpiano Witkoff ieri hanno disertato il vertice di Londra, lasciando da solo l'inviato americano per l'Ucraina, generale Kellogg. Nessun accordo con Putin, hanno rimarcato ieri gli europei nel summit, senza un cessate il fuoco preventivo e senza le garanzie di sicurezza USA, deterrente militare e nucleare, affinché Putin non attacchi mai più in Ucraina. Stesso monito del consigliere di Zelensky, Andriy Yermak, anche lui a Londra. Per noi un cessate il fuoco totale è il primo indispensabile passo per i negoziati con la Russia. Tra l'altro, cosa vuole offrire appunto Trump? Vediamo un po', ecco qua. Primo, riconoscimento ufficiale della Crimea come russa, affronto clamoroso alle leggi internazionali, scrive Repubblica. Secondo, riconoscimento de facto americano degli altri territori ucraini occupati da Mosca. Terzo, niente NATO per Kiev, ma sì all'ingresso nell'UE. Quarto, la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto controllo USA. Quinto, accordo per lo sfruttamento americano di minerali e terre rare dell'Ucraina. Sesto, drastica riduzione delle sanzioni statunitensi alla Russia, ma qui l'UE può fare pressione grazie alle centinaia di miliardi di asset russi congelati, addirittura cooperazione energetica tra Washington e Mosca. A Putin, che domani riceverà di nuovo l'inviato USA Witkoff, verrà semplicemente chiesto il ritiro della Russia da alcune zone occupate, come quelle intorno a Kherson, ridando così accesso agli ucraini al fiume Dnipro, troppo poco in questa nuova ora più buia dell'Europa, sperando che non sia un'altra pace di Monaco. Adesso il telefono è aperto, abbiamo già 3 telefonate, le prendiamo in rapida successione. Pronto, chi è là? Grazie, buongiorno Antonino, sono Vittorio. Oi Vittorio, ogni tanto mi che faccio sentire, però ti ascolto sempre, non è che ci sono dubbi su questo, va bene? Grazie. Ti volevo ricordare a me stesso, e poi ti chiedo un'informazione da chiarire. Volevo ricordare a me stesso che in Sicilia non c'è stato un partigiano
completamente. Partigiano non ce ne sono stati. L'unica partigiano fu, come si chiama questo, Colajanne del Partito Comunista, il quale in un comizio al Teatro Politeama disse: ho inventato la quinta brigata per fare capire che c'erano i partigiani. Però tuttavia l'associazione partigiana nella segreteria della CGIL di regionale di Palermo prende i suoi contributi nella divisione del pane e del pesce ogni anno, quando il governo stanzia i soldi per mantenere i partigiani. Va bene? Questo è un altro. Poi io l'informazione che ti chiedevo era semplicemente dove sono andati a finire i soldi della rapina che hanno fatto quando il piccolo esercito ritornava da Piemonte, va bene? In botteghe oscure. L'hanno assalito e hanno preso i soldi che mensilmente pagavano i busti all'esercito, va bene? Si sono trafugate. Come si chiama? Il nostro Panza ne parla di questo discorso, Il Partito Comunista dovrebbe essere qualche cosa. E poi volevo capire una cosa. Conte, il ruolo di Conte nel Vaticano, prima di fare la politica, qual era? Visto che sei uno che sei esperto Non ne aveva ruolo, semplicemente lui è stato a Villa Nazareth, che è una sorta di istituzione universitaria voluta dal Cardinal Tardini, che fu segretario di Stato con Roncalli alla fine degli anni 50, primi anni 60, e per un periodo questa residenza universitaria, che non è tanto una residenza universitaria quanto anche una sorta di luogo nel quale assistere giovani menti cattoliche, formarle, far diventare, costruire una sorta di classe dirigente, soprattutto era stata pensata per i meno abbienti. Ecco, per 4 anni il direttore di Villa Nazareth è stato il cardinale Parolin. Comunque non è vero che non c'è stato un solo partigiano siciliano, perché i partigiani siciliani sono stati circa, ne risultano circa 6.000 con oltre 1.000 caduti, per cui erano ovviamente persone che tornavano dalla Germania, ex internati militari, era gente che era stata colta dall'8 settembre in zona di operazioni, eccetera, eccetera, e hanno combattuto nel nord Italia. A Magenta, davanti alla stazione, per esempio, c'è il monumento a uno di questi, che era un sergente, mi pare, no, un tenente siciliano, che era venuto a morire fino a Magenta combattendo con le forze partigiane. Quindi in realtà però è vero un fatto, è vero che la liberazione fu un fatto prevalentemente del nord, perché il 25 di aprile del 45 il centro-sud d'Italia era libero da quel dì. Roma viene liberata il 4 giugno del 44, tanto per dire, e gli americani sbarcano in Sicilia il 10 luglio del 43. Grazie Vittorio, sentiamo la seconda telefonata. Pronto, chi è là? Un secondo per precisione, un secondo preciso. Mio zio è stato un partigiano ufficiale, perché ha lasciato l'esercito ormai in disfatta e quindi diventava desertore, quindi non poteva scendere in Sicilia, quindi si rifugiò a Torino, va bene? E si venisse e ci ha detto un comando partigiano. Insieme a lui c'erano dei personaggi che non posso dare il nome, di cui uno era il presidente Italo Ragni, va bene, dell'Italo Ragni dell'Alto a Firenze, va bene, due pezzi grossi, va bene? Sì. Poi lui scoprì che è andato poi a piedi per ritornare in Sicilia e ha scoperto che sparavano alle persone vestite e scoprì che uccidevano delle persone con la borsa elegante, e ci andò, ma perché l'avete ucciso? Perché è un fascista, intanto vedevano che ci rubavano l'orologio. Vabbè, hanno anche ucciso un grande filosofo come Gentile. Molti sono tutti quelli dell'esercito che sono andati via. Scusami, ne ho altri 3 dietro. Grazie ancora. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Sono Bino, ciao. Oh, maresciallo, comandi. Marcello, grazie caro. Quando parlate del Montecuccoli entrate nel mio settore. Tu pensa che il Montecuccoli mi pare, se non ero, nel 56 presenziò alle Olimpiadi a Melbourne e quindi fecero una crociera veramente bella. E chi comandava il Montecuccoli? L'allora capitano di vascello Gino Birindelli, detto Birindo, un grande, medaglia d'oro al valor militare, eccetera, che poi divenne capo di Stato Maggiore della Marina. E quando noi, mi pare, se non sbaglio le date, nel 70 eravamo a Cagliari,
c'erano i giornalisti e mandò i giornalisti e diede ordine agli ufficiali, alle navi, visto che c'era mare grosso, di uscire in mare, far capire ai giornalisti come si viveva a bordo delle navi, e di lì ci fu poi il cambiamento economico eccetera nella marina. Poi io me ne venni via ai suoi tempi e finì così il discorso, e quello è uno grande Gino Birindelli. Secondo luogo, per quanto riguarda il discorso del 25 aprile, per me è una data che è stata cancellata totalmente. Io riconosco solamente la festa dei veneziani, perché i partigiani io non li sopporto, non c'è niente da fare. Lo zio di mia moglie è stato un partigiano, un personaggio, e ciò che non mi ha raccontato lui, veramente ci sarebbe da fare una rivoluzione, perché mi diceva delle cose allucinanti. Loro, vabbè, le sapete anche voi le storie come andarono a finire, molte. E poi successe un fatto increscioso per il quale io, quando ci sono queste manifestazioni e noi come associazione d'Arma veniamo invitati, la mia prima domanda è presente l'ANPI? Sì, e io non partecipo, manco se mi portano in catene. Infatti la manifestazione del 25, ossia di domani, se non vado errato, domani, sì. Sì, domani è il 25. Domani, ecco, tu pensa, per me non esiste questa data. Infatti mi è arrivata la convocazione per andare in divisa a partecipare, come ho scritto tra le varie associazioni ANPI, dico no, mi spiace, io domani non ci vengo, non me ne frega niente, ma me la possono cantare anche in cinese. L'ANPI per me è un'associazione che dovrebbe essere chiusa. Poi chiudo, io vivo nel Canavese e questo mi fa incazzare come una bestia. Nella nostra zona, è storia questa, c'era uno dei capi partigiani, un delinquente, che adesso non vi racconto la storia perché è troppo lunga. Comunque rubò una barca di soldi, una parte li diede al Partito Comunista e con il resto si comprò un macchinone americano enorme, girava nightclub, donne contro donne, compagnia bella, ne fece di tutti i colori. Venne insignito della medaglia d'oro alla Resistenza. Quando si capì che personaggio era, dissero no, a costui la medaglia d'oro la si deve togliere. E qualcuno disse ma no, ormai gliel'hanno data, lasciamogliela, ma per cortesia, ma vadano a correre in bici, vai, che farebbero il mestiere più bello. Il 25 aprile pigliatevi una bicicletta e fatevi un bel giro delle valli, magari ci guadagnate in salute. Basta, mi sto già incavolando. Tanti auguri di cosa, il 25 aprile non si muore. Per il 1° maggio magari, va bene così, dai. Ok, grazie dell'attenzione, un grande saluto e viva la Marina come sempre. Quello Okay, sempre, ciao. mio caro. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Allo? Pronto? Sì. Pronto? Ciao Mario. Ah, pensavo che c'era qualcuno prima di me, ecco perché non... No, ha già dato. Ora ci sei tu. Ben trovato. Allora, intanto Danna, dacci notizie giornaliere anche sulla salute di Varini, Sammy Varin, mi raccomando. Come è andata, come non è andata. Sulla sua salute che è importante. Allora Danna, mi senti? Sì, perfettamente. Allora Danna, vedi, l'unicità del popolo italiano, siamo un popolo straordinario, cioè, in tutto, nel bene e nel male, soprattutto nel male. Siamo l'unico popolo, scusa, mi viene da ridere, non ce la faccio, che riesce a festeggiare una sconfitta. Vedi, io sono stato fidanzato per una decina d'anni con una ragazza russa, molto bella. Lei mi diceva, il 25 aprile, vedeva festeggiare inni per strada, no? Anche qui a Rieti. Dice, ma cosa festeggiate? È la liberazione. E lei mi ha detto, scusa, ma voi la guerra non l'avete persa? Dice, sì, l'abbiamo persa. E io ho sottolineato anche con poco patriottismo. Io ho detto, e l'abbiamo persa pure con disonore, a differenza dei tedeschi e dei giapponesi. Vabbè, e allora che festeggiate? Noi abbiamo il 9 maggio, loro festeggiano la vittoria del 9 maggio contro i nazisti. Quindi noi siamo l'unico popolo al mondo, in Germania e in Giappone, che sono popoli seri, non c'è nessun festeggiamento, c'è il silenzio, non c'è una data. Cioè siamo riusciti a trasformare una sconfitta disonorevole, proprio una sconfitta, proprio non si può raccontare per quanto è stata brutta, senza onore, in una vittoria. Cosa la guerra l'abbiamo persa, e l'abbiamo persa in maniera proprio disastrosa. Ma che cosa si festeggia? E poi siamo seri, Danna, scusi, magari lei c'ha il microfono davanti, anche un po' di informazione.
allora dovrebbero esserci partigiani anche oggi. Perché? Perché il 70% dello Stato con cui si fonda ancora oggi la Repubblica Democratica Italiana è fondato sulle leggi fatte dal fascismo, dalla previdenza sociale al codice Rocco. Noi abbiamo il codice penale ancora del tempo del fascismo, la riforma della scuola di Giovanni Gentile. Allora, un po' di coerenza. Se il 70% dello Stato in cui si fonda ancora oggi l'Italia, va bene, a 100 anni di distanza, si fonda sulle leggi fatte, e ritornassero in montagna, rimbracciassero il fucile, un minimo di coerenza, porca miseria, no? Oggi tutte le leggi che abbiamo in gran parte sono fatte, e se la Repubblica Democratica non le ha cambiate, vuol dire che c'è una loro bontà. E tutto questo pistolotto che ho detto è, prima festeggiamo una sconfitta dove non c'è nel mondo un equivalente nel mondo, nessun paese del mondo festeggia sconfitte. E poi oggi lo Stato, nella sua essenza, nella sua spina dorsale, il codice Rocco, le previdenze sociali, la pensione, si fonda ancora sulle leggi fatte dal fascismo. Un minimo di coerenza, questi che buffoni che vanno domani con le falce e martello e bandiere rosse a festeggiare. Montagna, se loro pensano che loro sono ancora antifascisti, in montagna, perché oggi l'Italia, va bene, si fonda ancora sulle leggi di 100 anni fa. Ciao Dan. Non ci sono solo le leggi 100 anni fa, e comunque quel gran giurista che fu Piero Schlesinger spiegò, e lui ne parlava del codice civile, ma si può dire anche no, del codice penale non tanto, però è vero che è stato fatto un lavoro di pesante modifica e riscrittura nel corso dell'esperienza repubblicana e democratica in Italia. Ma per quanto riguarda le leggi civili o il codice civile, diceva il professor Schlesinger che sostanzialmente erano tutti dei giuristi formatisi nel clima liberale prefascista, e quindi hanno messo qualche spruzzata qua e là di ideologia nelle leggi, ma niente di più. L'unico vero intervento pesantemente fascista e pesantemente infame è stato quello schifo che sono state le leggi razziali e che sono state spietatamente applicate. Questo va anche detto. Vergogna. Abbiamo altre 2 telefonate. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Oh, Lisetta cara. Ma adesso la mia telefonata senz'altro non le piacerà. Comunque queste sono le mie idee. La mia telefonata, ripeto, probabilmente non piacerà, ma ritengo, signor Tonino, di avere le mie ragioni per telefonare. Che la morte del Papa non può condizionare il normale scorrimento di un intero paese, peraltro laico, come giustamente deve essere uno Stato moderno. Allora, ognuno può piangere e celebrare chi vuole, ma non pretendere di condizionare la vita di chi non approva o non è coinvolto, per me. Quindi la morte del Papa non significa nulla di più della morte di una persona anziana. Ciò nonostante, per tutto il giorno e chissà per quanti altri, la TV di Stato, quasi a reti unificate, trasmette solo quello. Io pago il canone Rai, come i cristiani cattolici, ma come i musulmani, gli ebrei, gli ortodossi e tutte le altre religioni, vorrei non essere obbligata a rinunciare ai miei diritti televisivi. Dove sono tutti coloro, signor Tonino, che difendono a spada tratta i diritti di chiunque? La Rai dovrebbe scegliere un canale e dedicarlo all'evento ore 24 e lasciare a chi non è interessato il normale palinsesto. La saluto e buona giornata. Lisetta, la stupirà, però effettivamente a me di trovare alle 7 della sera la vita in diretta che mi racconta il parere di Rita Pavone sulla morte del Papa, con tutto il rispetto di Rita Pavone, ma chi se ne frega. O sentire una collega che ha avuto il coraggio di dire che il Papa si farà seppellire nella nuda terra con solo il nome per essere più vicino a miliardi di persone che sono venute su questa terra. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Perché invece sulle tombe degli altri papi nelle grotte vaticane c'è scritto dottor professor calciator Lupman Papa Santissimo. No, non c'è scritto niente di tutto questo, solo il nome. E sì, la Rai francamente sta anche esagerando con questa diretta continua, perché non è così che si fa informazione. Non hanno più niente da dire, si fa soltanto
emotività un tanto al chilo e basta. Ve l'ho detto in apertura di rassegna stampa, non ce ne sono notizie sul Papa in realtà. Se le volete dovete aspettare sabato, quando dirà qualcosa il cardinale Re nell'omelia dei funerali. Tutto qui. Poi per quanto riguarda la laicità, però mi perdoni, noi siamo un paese di laicità positiva, siamo un paese di storia, cultura e tradizione cattolica. Se muore il Papa, come notizie c'è e il peso ce l'ha. Ultime 2 telefonate, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Intanto uno chapeau a Lisetta, perché penso che abbia detto quello che tanti di noi condividono. Come vedi sono d'accordo anch'io. Seconda cosa, tutto questo battage ipermediatico sulla morte di Francesco, io l'ho sempre chiamato Ciccio Primo, perché dava l'idea un po' del personaggio così, però era studiata la sua postura. Serve per nascondere tutto quello che in questo momento sta succedendo nel mondo e che sicuramente a certi ambienti politici ed economici non piace. Ad esempio, non si è parlato in Europa della bocciatura dei famosi 800 miliardi del Rearm Europe. Mi sembra che almeno il Parlamento abbia bocciato quell'iniziativa della von der Leyen. Come non si parla quasi del piano di pace o comunque di quello che ha detto Trump ieri a Zelensky, doveva esserci ieri, se non ricordo male, un incontro dei paesi europei in Inghilterra che non c'è stato, però tutto questo viene ovviamente silenziato, nascosto, perché si parla solo del Papa. Questo volevo dire. Tutto qua. Ultima cosa importante. Poco fa io ti ho tradito dalle 8:30 alle 9 perché mi è arrivato un video di Alberto Bagnai, che lui li fa spesso dalla macchina. Sarebbe molto interessante che la radio li proponesse, perché spiega quello che i media molto spesso, anzi quasi sempre, non ci vogliono spiegare. Ultima cosa, mi piacerebbe ogni tanto sentire anche, se sia possibile, la lettura di qualche articolo di Giardina dalla Germania che ci racconti come sta il paese che per sempre ha governato l'Europa fino adesso e che ora sta con le cosiddette pezze al lato B. Ciao, grazie Antonino. Grazie a te. Oggi non ho fatto a tempo. Comunque Giardina su Italia Oggi c'è e naturalmente spiega che questo Papa non aveva buoni rapporti con la Chiesa tedesca. Ultima telefonata, pronto chi è là? Pronto, mi sente? Sì. Ciao Gino. Sì, buongiorno. Nulla, non voglio essere molto loquace come tanti altri, cerco di essere breve. Mi riferisco al 25 aprile. Il 25 aprile non è la festa soltanto dei partigiani rossi, c'è stato anche l'esercito italiano che è risalito dal sud al nord combattendo e liberando diversi territori, Montelungo, la battaglia di Montelungo, Ponte Scanio e Bologna. A Bologna siamo stati i primi come esercito italiano ad entrare a Bologna e abbiamo combattuto a fianco del comandante dell'armata polacca. Sapete quanti morti ha avuto l'esercito italiano nella guerra di liberazione? Perché nessuno lo dice. 8.000, più di 8.000 morti, e questo non viene ricordato, questo non viene detto da nessuna parte. L'esercito italiano ricostituito e nuovo, liberato, ha liberato l'Italia, ha combattuto a fianco degli giustamente perché l'avevo detto prima io, Gino, perdonami. È sbagliata, comunque si ferma e non la fa più. Bene, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie ancora. Io devo chiudere. Adesso liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti e noi ci ritroviamo stasera alle ore 18 con Zoom. Grazie a tutti, a più tardi. Avete ascoltato la rassegna